Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview, l'ultima del 2024, un 2024 che il Catania proverà a chiudere al meglio nella partita in casa di domenica con il Sorrento, una settimana intensa in casa Catania, ne parleremo anche con i nostri ospiti in studio, anzi soprattutto con loro, a partire da Lucio Tosto, direttore generale dell'Atletico Catania. Ciao Lucio. Ciao Marco, ben trovato. Ben trovato a te, alla mia destra invece Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. E con il sempre solito piacere Giovanni Finocchiaro. Ciao Giovanni. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. A proposito di piacere per i vostri occhi, anche per i nostri dei telespettatori, dall'altra parte dello studio c'è la nostra Anna. Buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Io vi ricordo che al 342 77 12 855 potete inviare messaggi e interagire con lo studio. E proprio i vostri messaggi attendiamo, soprattutto nella prima parte della nostra trasmissione, perché abbiamo detto è stata una settimana particolare per i rossazzurri, perché si arriva dalla sconfitta con il Potenza, si è discusso molto di situazioni economiche in settimana e si va verso il mercato, per cui insomma di temi ce ne sono tanti. Ma intanto torniamo da Anna per fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda invece la prima giornata di ritorno, perché è vero che l'ultima del 2024 ma è la prima di ritorno per il campionato. Scatta la 20ª giornata di campionato questa sera alle 20:30 con Cavese Benevento, Monopoli Turris. Domani alle 17:30 tre partite: Altamura Crotone, Casertana Latina e Cerignola Juventus Next Gen. Domenica 22 dicembre alle 12:30 Potenza Messina, alle 17:30 tre partite: Avellino Picerno, Catania Sorrento e Taranto Giuliano. Si chiude la 20ª giornata lunedì 23 dicembre alle 20:30 con Trapani Foggia. Passiamo alla classifica. In testa sempre il Benevento con 37 punti, segue Monopoli 35, Cerignola 34, Avellino e Potenza 32, Crotone 29, Picerno e Catania 28, Trapani, Sorrento e Giuliano 27, Cavese Foggia 24, Altamura 23, Casertana 20, Juventus Next Gen Latina 17, Messina 16, Turris 11 e Taranto con 3 punti chiude la classifica. Grazie Anna, torno da te fra pochissimo perché chiaramente aspettiamo i messaggi dei nostri telespettatori, ma intanto faccio un punto della situazione. Noi siamo una trasmissione di anteprima sportiva, per cui ci piace parlare di pallone, di calcio, però ovviamente succede che in settimana si parli anche di altro, no? Giovanni, e tanto si è parlato di questo famoso bilancio del Catania con i 10,7 milioni di perdita, 17 milioni di uscite, 6,3 milioni le entrate. Vuol dire che i soldi sono stati spesi, perché qualcuno si domandava ma li spende, li mette, i soldi sono stati spesi, il problema è come, perché la voce perdita abbiamo dice eliminato la voce social Pelligranesci soldi in dialetto perché in teoria francamente ne ha sperperati anche fin troppo, soprattutto l'anno scorso. È un bilancio che tiene conto soprattutto delle spese che sono state affrontate l'anno scorso con 12 giocatori e con contratti 23-24, diciamo al giugno del 24. Sì. E con contratti anche troppo onerosi per la Serie C, ma per qualsiasi categoria, e soprattutto se fai un rapporto tra la media età e i contratti che sono stati fatti fin dal primo anno, anche in Serie D per carità, sono degli investimenti che non ti portano a lunga scadenza a programmare qualcosa. Poi è chiaro che con la gente d'esperienza vince anche i campionati, ma la squadra di quest'anno non ha saputo mai approfittare dei passi falsi di chi sta davanti, quindi o nel girone di ritorno si verifica un miracolo tale che questa squadra finalmente si compatta e riesce ad inanellare il famoso girone di ritorno di Guerini quando poi il Catania arrivò agli spareggi, oppure bisognerà riprogrammare qualcosa per l'anno prossimo. Poi il problema è che però il Catania ogni anno manda via 20 giocatori e non si può mai programmare, quindi non sempre ogni anno, in questo momento anche ogni sessione di mercato, perché ricordiamo la sessione di mercato di gennaio scorso con i tantissimi acquisti che sono stati fatti. Quindi poi allora non voglio fare i conti in tasca a nessuno, però è chiaro che 10 milioni di disavanzo sono imbarazzanti da commentare, c'è poco da dire, diciamo la verità, sono veramente una cifra esorbitante.
Cioè, probabilmente forse con quei soldi avrebbero comprato 3 centri sportivi già fatti, belli e fatti, soprattutto per la categoria. Ma c'è un altro dato, Lucio, visto che sei intervenuto, un altro dato che è particolare, perché è vero che diciamo i 10 milioni di passivo, no? 10,7 fra parentesi, ma c'è un'entrata per 6,3 milioni che per la categoria, a proposito di quello che dicevi prima, è un dato impressionante, è una base su cui poter fondare l'attività di una società, di una squadra. Sì, è un deficit importante, i 10 milioni di euro. A me sarebbe piaciuto che questo deficit fosse rivolto al settore giovanile. E allora là sì che si tratta di investimenti. Ma una parte sì. Sì, però quanto so io non è che quest'anno speciale forse si è depotenziato un po' il settore giovanile, secondo me. Quindi l'investimento in una società, si va a vedere l'investimento quando davvero mette dei soldi per le strutture, per quello che è tutto il settore giovanile, perché quello vuol dire programmazione negli anni. Andare a spendere, capisco che Catania è una piazza importante, è una piazza che chiede i nomi, sì. E quindi là è giusto che si investa, però di pari passo si dovrebbe investire anche sul settore giovanile. Poi te li ritrovi sul groppone alcuni nomi, appunto, perché sappiamo che i giocatori fuori rosa che sul bilancio incidono tantissimo, però è importante anche la programmazione tecnica. Quello che dice Giovanni è giustissimo, non puoi cambiare 18 giocatori, 15 giocatori ogni anno, non hai mai una base su cui poter lavorare. Quindi c'è una, diciamo, non programmazione a livello tecnico e anche a livello economico. Allora io torno da Anna perché immagino che ci siano delle domande su questo argomento, così vediamo un po' di rispondere se è possibile per quello che possiamo. Anna? Esatto Marco, sono arrivati un po' di messaggi riguardo a questo argomento del bilancio. Ci scrivono: ciao, una domanda per gli ospiti studio. Si è parlato tanto di bilancio in questa settimana, evidenti due cose: gli errori sul mercato e la ricerca della sostenibilità. Il primo era risaputo da tempo, il secondo è ovvio. E ancora, ma Torre del Grifo è veramente nel mirino di questa società? Possibile saperlo? Ancora altre domande sul bilancio. Tutti parlano di bilancio e di mercato, ma domenica si gioca con un portiere in difficoltà e con una difesa con pochi uomini e soprattutto con 7 gol segnati in casa finora. Un po' tanti argomenti, no? C'è chi rimanda la palla verso il campo, no? E dice, beh, noi ci stiamo preoccupando tanto di bilancio, ma io vorrei restare lì perché poi tanto di campo ne parliamo. La sostenibilità. La sostenibilità è vero, è un dato ovvio che cercano tutte le società, non è una novità assoluta quella della sostenibilità. Giovanni, dunque? Dunque c'è il Benevento che è primo in classifica, poi magari si sgonfia, ma speriamo da catanesi che si possa sgonfiare questo percorso che a me invece sembra molto regolare, anche se ci sono state delle sconfitte e nessuno ne approfitta. Esattamente. Però Benevento, Monopoli, Cerignoli, io leggo le prime 3 della classe che hanno quasi sempre mantenuto l'ossatura degli anni precedenti, aggiungendo qualcosa, lo stesso Potenza. E invece c'è chi cambia, anche l'Avellino ha cambiato tantissimo, e se i risultati sono questi la sostenibilità va a farsi benedire. Soprattutto poi poco fa Lucio Tosto parlava di settore giovanile. Il settore giovanile mi si può dire anche ma dove ci alleniamo se abbiamo poche strutture, ma affittane una, visto che spendi tanti soldi, fai una convenzione con qualcuno. Io so che per esempio Pedara l'hanno curato e ristabilito, parlo del fondo del terreno che era stato un po' abbandonato, e ora sembra un campo come quello in cui si allenava il Catania ai tempi di Colantuono. Massa Annunziata credo che siamo lì, e allora andate a fare un accordo, se non c'è lo spazio per sviluppare alcuni progetti del settore giovanile, tanto affittate campi, fate delle convenzioni con i comuni, ammesso che si possa fare, ma tentate. Perché se tutte le squadre si devono allenare annesima, ci prendiamo un quarto di campo ciascuno e facciamo il torello e basta. Anche perché gli investimenti ci sono, per Nesina si parla di circa 600.000 euro nei prossimi, anche di più, 700.000 nei prossimi 20 anni. Chiaramente poi bisognerà vedere che cosa sarà, ovviamente cosa deciderà di fare questa società, ma questo è l'accordo che è stato fatto per quanto riguarda Nesima. Torre del Grifo, i costi sono inferiori, ma i costi di ripristino, si dice, più passa il tempo e più diminuisce il costo del potenziale diciamo, acquisto, fra virgolette, più aumentano quelli di ripristino, no, della struttura. Sfatiamo un tabù. Torre del Grifo non te lo regalano. Torre del Grifo c'è un'asta, a quell'asta devi partecipare, non puoi fare l'offerta privata come si è fantasticato da qualche parte, ho letto anche questa ipotesi. Torre del Grifo ha una procedura
giusta o sbagliata che sia, come dire, percorribile o meno, e ha dei costi di acquisto. Dopodiché è anche vero che devi spendere almeno 10 milioni per ripristinarlo, certo, e poi altri 10 milioni per mettere in funzione, con dipendenti, con bollette da pagare, con manutenzione di verde pubblico, campi, palestre, piscine. Devi mettere in moto una macchina e ti costa un sacco di soldi. Quindi è chiaro che questa operazione è, per qualsiasi società, è esagerata. Altrimenti si potrebbe solamente utilizzare e manutentare quello che serve, ovvero i campi. I campi, i quattro campi. Però togliamoci alla testa che te lo regalano, te lo vanno a regalare, oppure vai lì, gli vuoi 100.000 lire, no, non te li dà, non funziona così la procedura. Ecco. Anna, torno da te perché immagino che ci siano altri messaggi. Sì, esatto, ci scrivono: a me sembra che sia in atto uno scarico di responsabilità. Magari mi sbaglio, ma ho la sensazione che ognuno è colpevole di qualcosa in questa società, ma ognuno poi alla fine scarichi sull'altro. Quest'estate era solo colpa di Pelligra, adesso è colpa di Grella, domani magari di Faggiano. Ancora rispondono a Giovanni: buonasera, bravo Giovanni Finocchiaro che non ha peli sulla lingua e mette in evidenza gli errori di questa dirigenza che prima fa mosse disastrose e poi piange. E ancora: buongiorno, il bilancio è la dimostrazione lampante di una gestione societaria nuova e non preparata. Leopardi, ce lo dici? Leopardi, giusto, vero? Vabbè, no, a proposito di ottimismo, dice, no, nel senso, va benissimo così. Giovanni, no, volevo, sì. me la rileggi la prima? La prima, perché vero? su quella avevo... A me lo sembra... scaricabarile. Ecco, sullo scaricabarile io avevo scritto una cosa molto d'accusa sul giornale. Sì. Gli alibi ce li hanno tutti, ce li abbiamo anche noi giornalisti, perché abbiamo... Anna, la vuoi rileggere un attimo? Che la vediamo ovviamente, ma sì, scarico di responsabilità, giusto? Ok, sì. Fine scarichi sull'altro. Quest'estate era solo colpa di Pelligra, adesso è colpa di Grella, domani magari di Faggiano. Ecco, c'è questo... La colpa è di tutti, quando le cose vanno male è di tutti. Di noi giornalisti abbiamo sicuramente alimentato una stagione, abbiamo foraggiato una stagione che a noi sembrava perfetta, sì. Il migliore allenatore, il migliore direttore sportivo, acquisti roboanti, perché se ti viene a giocare inglese anche nel periodo in cui tu devi prendere Olescano o chi per lui, però ti arriva inglese che è un signor giocatore per la Serie C e comunque ti va a segnare 7 gol, è chiaro che un po' vai a mitigare quello che è stata la spesa che non hai potuto fare per i contributi tagliati. Poi se questa squadra caratterialmente decade, di chi è la colpa? Di Toscano che ne allena pochi perché sono infortunati, del direttore sportivo che purtroppo sta male, che ha dovuto fare nozze con i fichi secchi in estate, della società che non riceve i soldi, dei giocatori che hanno la paura del Massimino, la pressione del Massimino, ecco, no, appunto, o vieni a giocare a Catania e sai dove giochi, o vai a giocare a Fontana Fredda. Appoggiavo la tesi del telespettatore che diceva è un po' tutti volendo hanno un alibi per quello che sta succedendo in questa stagione. Su Torre del Grifo abbiamo detto, sul centro sportivo, vabbè sì è vero, ad esempio io dico una cosa storica, no? Pulvietti ha costruito Torre del Grifo dopo 5 anni di Serie A, non è la stessa cosa che farlo con una squadra in Serie C. No. Detto questo però è stata questa società arrivando a promettere che ci sarebbe stato un centro per gli allenamenti e non solo questo. E non solo questo. Parliamo del logo che è una cosa simbolica, il catanese, tu puoi fare quello che vuoi, ma se non rilevi il logo, non dai il segnale di un senso di appartenenza, esatto, che storicamente il catanese, come dire, guarda sempre con attenzione. Se non vai a dotarti di un centro sportivo, quantomeno metti le basi, ma l'hai promesso, allora nella manifestazione di interessi scrivevi altro, certo, si poteva, esattamente, proprio questo. Comunque la vittoria no, Lucio, secondo me ha inciso sicuramente sui calcoli sbagliati di questa società, la vittoria del campionato di Serie D in quel modo. Secondo me qualcuno si era fatto l'idea che fosse una passeggiata anche la Serie C come è stata la Serie D, così non è stato e la cosa che
cioè che risalta di più che comunque questa società, pur facendo tanti errori, l'abbia pagato di tasca, perché poi alla fine è un esborso economico e gli errori li hanno pagati loro, no? Esatto. Quindi... È così. Ma a proposito facciamo un rapido excursus, no? Perché se il bilancio è riferito alla stagione 23 e 24, si va, poi ovviamente vedremo quello di questa stagione, che immagino non sarà così tanto lontano sotto certi punti di vista. Parlavamo prima degli esuberi, parliamo delle buone uscite, parliamo di ciò che sono costati determinati giocatori o che costano come stipendio e come ingaggio. Ma poi c'è il mercato, quello di gennaio. Ora immagino che tante persone si chiederanno: e ora? Che si fa? Perché si dice sempre, no? Gli esuberi, prima sistemiamo gli esuberi e poi dopo si va sul mercato. E allora? È chiaro che non puoi arrivare alla fine del mercato di gennaio ancora con 40 giocatori sul groppone. Però qualcosa devi fare. Allora, intanto devi cercare di cedere chi se ne deve andare, ma anche della rosa attuale, ed è un problema. Perché se tu vai a pescare... Faccio riferimento alla capolista. Oggi i giocatori del Benevento, giovani o vecchi che siano, se li mettono in vendita io guardo un attimo, perché hanno fatto un percorso il migliore rispetto agli altri. Allora se c'è qualcuno che io devo comprare, magari lo guardo e lo compro, perché ha ottenuto dei risultati. Ma qui, quando una squadra va male, soprattutto era una squadra molto accreditata, perché se guardiamo i nomi ancora oggi ci chiediamo come mai. E come fai a vendere dei giocatori che qui hanno fallito l'obiettivo primario, quello della lotta al vertice, e come fai a piazzarli? Costano. Che poi sono stati fermi, si saranno allenati, però voglio dire, i giocatori fuori rosa. No, ma io parlo soprattutto di chi sta in rosa, perché poi magari Chirico tu lo puoi vendere, però gli dai una buona uscita perché costa tanto e lo vai a piazzare, spendendo e rimettendoci probabilmente metà dello stipendio, perché metà dello stipendio gli hai dato, e magari un'altra parte, se non perché tutto. Comunque ci sono squadre in difficoltà che dai fuori rosa vanno a pescare, ma a che prezzo? Chiaro. Io parlo soprattutto di chi sta in rosa. Come fai a sostituire 5 giocatori che magari non ti interessano più o che non hanno rispecchiato le aspettative tattiche e soprattutto caratteriali? Sono le squadre che sono in difficoltà con la quale quindi devi comprare, devi vendere 5 o 6 dell'attuale rosa, devi piazzare i 5, se arrestano tutti qua diventa possono difficile. Fare 3 squadre. Esattamente, e questo è il problema. E il bilancio del prossimo anno. E ricordiamo che soprattutto nel mercato di riparazione i giocatori migliori sono quelli che costano di più, soprattutto all'inizio. Per cui, per esempio, ricordo che il 5 di gennaio c'è la partita con il Benevento. È vero che sei in mezzo al mercato, ma nel frattempo qualcosa devi muovere da una parte e dall'altra. Diciamo che il lavoro di Faggiano non è certo facile sotto questo punto di vista in questo momento specifico. Dico, una risposta c'è stata che hanno preso un portiere che ora può giocare dopo la partita di Sorrento, però diciamo la mossa, la volontà di riparare ad un dato di fatto che è un infortunio e ad una prestazione di un ragazzo che ora domenica dovremmo anche incoraggiare, perché giocherà da Monis, è chiaro. Se andiamo sempre a sparare sulla Croce Rossa allora manco entra in campo di spalle. Proprio nella situazione dei portieri del Catania è emblematica, no? Cioè, affidiamo per una squadra che punta al vertice 2 portieri. Beters, con tutto il rispetto, però Beters è un portiere che negli anni ha preso un sacco di infortuni. Però questo ragionamento, io voglio il ragionamento che seguo, ti seguo, ma l'avresti fatto 4 o 5 mesi fa? Cioè, nel senso che i 2 portieri secondo te non davano garanzie? Allora, uno per problemi fisici, perché Beters negli anni, in questi 2 anni, ha avuto parecchi infortuni e quindi è statistica, è quello. E Adamonis ha dimostrato ad oggi, magari parlavamo poco fa che ha fatto qualche anno, però per quello che sta facendo vedere, forse è stata l'eccezione, quello che sta facendo vedere che ha fatto a Lentini, che ha fatto bene e non altro, quindi si è affidato un ruolo determinante, che non è un esterno, parliamo del portiere, certo. Non con una figura che potesse dare delle garanzie per certi traguardi. Lucio, io voglio chiudere quest'ultima parte perché poi andiamo sotto l'aspetto tecnico, tattico, anche insomma, a capire un po' qual è l'avversario del Catania. Voglio tornare da Anna con gli ultimi messaggi poi per chiudere questa parte, diciamo, di natura meno tecnica. Esatto, ti leggo Marco, sempre una domanda sull'argomento bilancio, ci scrivono: buon pomeriggio, secondo voi con questo deficit debitorio esiste un altro rischio fallimento oppure se qualora non si dovesse centrare la promozione c'è la possibilità di un abbandono da parte di Perligra al progetto Catania?
E ancora, salve, ma vorrei chiedervi se le altre società di Serie C hanno lo stesso deficit. Grazie, Dario. Questo sarebbe, non credo lo stesso, non sono andato a vedere i conti, sono altre società. Allora, che le società di calcio siano spesso in deficit, non è una novità assoluta. In Serie C sono tutte in perdita perché non hai il paracadute della Serie B, i diritti della Serie A, quindi se investi in Serie C sai che comunque 10 milioni mi pare un po' 10 milioni sono troppo. Sulla pesantezza di questo deficit, sul futuro ovviamente noi non siamo nella testa di Pellegrini. Io credo che se ripiani come ha fatto e se decidi di andare avanti, se fai questo tipo di investimento, se hai speso 17 milioni in un anno, non penso che poi li vuoi buttare così e andartene. Credo, poi non lo so, ovviamente io non sono Pellegrini, non quando posso c'è un'azienda in perdita cerchi di recuperare, cerchi comunque di recuperare, tagli i rami secchi, riduci sti benedetti ingaggi di ultra trentenni, francamente. Allora dici la verità, allora siccome devo programmare una risalita, io per 2 anni non parlate di primo posto, anzi non parlo io di primo posto. Esatto, la richiesta era del pubblico che giustamente è ambizioso, se fai 18.000 persone, se fai 18.000 presenze allo stadio è chiaro che qualcosa te l'aspetti, perché i soldi sono stati dichiarazioni come società, del pubblico. Come società vai lì e dici scusate, allora abbiamo sbagliato tutti. Allora, se dobbiamo riprogrammare come si deve, dobbiamo curare i giovani con le strutture, dobbiamo metterli un po' in prima squadra come stava accadendo con Forti, che però si trova in un momento difficile per tutto l'ambiente, per tutto quello che è successo. Allora dobbiamo per 2 anni programmare in questo modo e ti danno la scaletta di quello che vorrebbero fare per risparmiare, per mettere dentro i giovani. È chiaro che Catania... loro sono arrivati adesso, ma Catania soffre questa situazione da anni. La gente è stufa di vivere fallimenti o stagioni di transizione, quindi... Allora, noi ci fermiamo, ritorniamo fra poco. Vi dico anche che avrete letto, ad esempio, proprio anche sul nostro sito, la siciliaweb.it, che sono stati definiti orari e date per le partite dalla terza alla 13ª giornata del campionato di Serie C. Il Catania domenica 12 gennaio alle 15, ad esempio, gioca con la Juventus Next Gen al Massimino. Per darvi un appuntamento, tutto il calendario lo trovate appunto sulla siciliaweb.it. Noi ci fermiamo e ritorniamo fra pochissimo con la seconda parte di Preview. Ritorniamo in studio con la nostra preview. Abbiamo affrontato un tema importante della settimana in casa Catania, di cui si è discusso molto, quello del bilancio 23-24. Adesso andiamo ad occuparci invece dell'aspetto tattico, partendo da un dato che vi facciamo vedere, che è più numerico, legato alla fine del girone d'andata. Qual era la situazione del Catania alla fine del girone d'andata dell'anno scorso? E qual era? No, questo è l'altro, questo è il tabù del Massimino. Invece dovremmo andare a vedere la situazione legata al rendimento eccolo qua, delle 2 stagioni a confronto, stagione 24-25 con 23-24. Innanzitutto la posizione in classifica non è tanto distante, 8ª contro 10ª. Cambiano fondamentalmente le pareggiate con le perse. 4 pareggiate, 8 perse l'anno scorso, 8 pareggiate, 4 perse quest'anno. Ovviamente ricordiamo che quest'anno c'è anche il punto di penalizzazione che l'anno scorso non c'era. Poi cambia anche la distanza dalla prima in classifica. L'anno scorso c'era già una Juve Stabia nettamente in fuga, 17 punti di distacco rispetto al Catania. Quest'anno c'è un Benevento che, se il Catania avesse approfittato delle chance che ha avuto, sarebbe ancora più vicino, ma comunque è a 9 punti di distanza rispetto ai rossazzurri. C'è il rischio che ci sia un'eguaglianza di questa stagione rispetto a quella scorsa? Viste così fino al girone d'andata non c'è moltissima differenza. Giovanni e Lucio, e poi andiamo ai social. Allora, la cosa che fa rabbia, la differenza è la distanza alla prima in classifica. Là la Juve Stabia alla fine del girone d'andata aveva vinto il campionato. Esattamente. Perché aveva la regolarità. Il Benevento ha perso 4 partite, mi pare, e ogni volta che perde il Benevento il Catania non vince. E quindi, però si andrà a questo scontro, intanto c'è il Sorrento, poi si andrà allo scontro diretto. Ma che succede se il Catania vince? Ora qua mi arrivano messaggi
pernacchie varie, ma se il Catania le vince tutte e due, accorcia a -6 almeno. Poi che succede? Poi che perché succede? noi guardiamo Non apri. sempre l'aspetto pessimistico, no? Ma certe volte invece magari si può guardare in quello ottimistico. Sarà Dunque un che folle, succede? però può capitare. Succede. Beh, l'anno Può scorso il Catania, capitare. ricordo che il giorno d'andata si chiuse con una vittoria a Benevento 4-0 di una squadra che sembrava, vi ricordate, no? No, l'anno scorso il Catania batté però in casa la Juve Stabia 2-0, che era capolista, fu credo la prima sconfitta giù di E anche quest'anno ha battuto Quindi il può Benevento. capitare tutto, perché potenzialmente è più forte, no? Come no? Ad oggi Poi- a livello di numeri si equivalgono il giorno d'andata di quello dell'anno scorso, però c'è una piccola differenza. L'anno scorso il Catania è una neopromossa e comunque doveva programmare, Quest'anno, dopo l'esperienza dell'anno scorso, non si doveva sbagliare assolutamente, perché tu hai fatto un anno di C, andavi a correggere tutte le cose, non eri reduce da una Serie D vinta 3 mesi prima, dove magari uno poteva pensare. Quindi se l'anno scorso si poteva perdonare qualcosa, quest'anno onestamente è un po' difficile. Difficilmente. Anna, torno da te. Aspetto social, magari un po' più ludico. Abbiamo parlato di cose pesanti. Noi di solito sorridiamo in questa trasmissione, oggi è stato un po' più difficile. Oggi no. Vediamo oggi l'aspetto no, social, anche se c'è qualcuno che ha avuto operazioni, insomma, per cui vediamo un po'. Esatto, oggi parentesi social un po' spiacevole. Inizio col mostrarvi la foto di Di Gennaro presso Villa Stewart per la riabilitazione e scrive "See you soon", quindi ci vediamo presto, e non resta che augurare a Betters e a Di Gennaro una buona guarigione. Invece adesso passiamo a qualcosa di più positivo con Lunetta, parlando sempre di auguri. Congratulazioni a Lunetta per questo traguardo raggiunto, perché proprio ieri lui si è laureato in economia e management. Sì. Può dare una mano. Perché tutti quanti poi hanno commentato. E allora, E per oggi dell'ambito social è tutto. ciao. Può essere trasportato, diciamo, dalla squadra. Ma sai, uno deve guadagnarsi lo stipendio, no? Fa 3 ore in campo, Dopo l'allenamento 2 ore, sale dal campo e 2 ore agli in uffici. società. almeno ci abbiamo dato uno spunto divertente. Andiamo a collegarci invece con Antonino Siniscalchi del Mattino, collega del Mattino. Ecco, lo vediamo collegato adesso, che ci dà un po' il punto della situazione per quanto riguarda il Sorrento. Così Antonino, buongiorno, buon pomeriggio, così incominciamo a parlare un po' dell'avversario del Catania. Diciamo che è un Sorrento che reduce da 2 sconfitte consecutive, però tutto sommato vira il girone di andata in maniera positiva, con 4 punti in più rispetto alla passata stagione. C'è una sottile delusione per le 2 sconfitte con Avellino e Cavese, tra l'altro la Cavese dell'ex Maiuri, però tutto sommato è un Sorrento che pianifica il futuro in maniera abbastanza serena, considerato che per principio della società si guarda sempre alle spalle e mai davanti. Senti Antonino, situazione invece per quanto riguarda le scelte che potrà fare Barillari, se c'è qualche defezione, dici qualcosa in più su questo. Le scelte potrebbero essere obbligate dalla probabile indisponibilità di Guadagni, dalla incertezza del recupero di Panico, quindi tutto sommato è un Sorrento che dovrebbe schierarsi con il 4-3-1-2, in linea con quelle che sono state le ultime indicazioni degli incontri di fine girone di andata. Per il resto, diciamo che c'è la conferma di Carotenuto come difensore esterno a sinistra, rientra Blondet, che tra l'altro è stato al Catania nel 2017-18 con 19 presenze in maglia rosso-azzurra al centro della difesa insieme a Di Somma, mentre gioca sulla destra come esterno a destra Todisco, che è un ragazzo tra le rivelazioni di questo campionato, in linea con quello che è stato il buon campionato della passata stagione. E in questo Sorrento ci sono 2 attaccanti di particolare interesse, che sono Musso, che finora ha segnato 5 reti con la maglia del Sorrento, e soprattutto c'è Bolsius, il fantasista olandese che è arrivato quest'anno a Sorrento dal Benevento, che, diciamo la verità, sta incantando
la platea rossonera, per quello che si può dire la platea, considerato che giocando a Potenza. La platea è molto ristretta, 100-150 spettatori. Dicevo, sta incantando la platea rossonera con la sua fantasia, la sua verve e le sue iniziative particolarmente efficaci, sia in fase di trequartista che come rifiniture. E ne parleremo fra poco. Noi intanto ti salutiamo e ti ringraziamo, Antonino. Grazie per il tuo tempo e la tua spiegazione anche su quello che è il Sorrento. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, è sempre un piacere collaborare con voi da ex collaboratore della Sicilia di Catania. Hai visto? No, abbiamo trovato anche un legame, infatti se lo ricorda anche Giovanni Finocchiaro. Allora, andiamo a farvi vedere invece nelle grafiche un po' quello che è il Sorrento attraverso la scheda del suo allenatore, la scheda dell'uomo più rappresentativo e le ultime, lo stato di forma. L'allenatore è Barillari, abbiamo messo il mare del destino perché è un ligure, si ritrova da una parte, lui è di Lavagna mi sembra, sì, di Levanto, ecco, di Levanto, per cui mare splendido da un lato, mare splendido dall'altro a Sorrento, però vabbè, detto questo... Anche in foto è abbronzato. Hai visto? Qui ci sarà un motivo, contratto biennale con il Sorrento per lui, il giocatore più rappresentativo, si parlava e ne parleremo ancora ovviamente di Bolsus e di Musso, però noi abbiamo messo De Francesco perché è un centrocampista che negli ultimi anni si è segnalato come uno dei centrocampisti migliori, dei mediani migliori della Serie C, sia a Sorrento l'anno scorso sia a Mantova l'anno precedente. È uno di quelli che è riuscito a passare da un girone nordico, diciamo, a uno meridionale senza risentirne, perché non è facile, ricordiamo, giocare nel girone C della Serie C. Andiamo a vedere invece diciamo, lo stato di forma attraverso le ultime 5 giocate del Sorrento. Eccole qua, 2 sconfitte nelle ultime 2, per di più fondamentalmente 3 derby, vinto col Giuliano 3-0, poi perso con l'Avellino 1-0 e poi vinto invece e perso con la Cavese nuovamente 3-1. C'era stata la vittoria di Messina, c'era stato il pareggio di Picerno, però insomma il momento non è facilissimo, ma il campionato è sicuramente ottimo da parte del Sorrento fino ad adesso. E allora con Ermanno, che abbiamo sfruttato poco fino ad ora, per cui ora parlerai solo tu, no scherzo, scherzo Ermanno, andiamo a vedere nella nostra invece statistica a confronto quelle che sono le differenze fra il Catania e il Sorrento. Sì, Sorrento che come ci ha anche qualche settimana fa in qualche modo presentato il nostro collega Cammarasana, è una squadra molto giovane, una squadra spavalda che non ha grandi ambizioni di altissima classifica, che per questo gli permette di giocare con molta più serenità, con molta tranquillità. È una squadra diversa rispetto al Catania perché è una squadra che per i dati che vedremo tra poco è una squadra che, essendo molto giovane, tenta, abbiamo visto con Bolsius, lo vedremo poi nei tagli video successivi, è una squadra che tenta molto il dribbling, ricerca molto l'1 contro 1, quindi la giocata individuale è una delle caratteristiche forti del Sorrento, che è prima in classifica proprio per questi dati. È una squadra che, come vedremo anche dai tagli video, calcia tanto, sia con De Francesco che con altri... Allora, facciamo così, Ermanno, visto che stiamo andando sui tagli, sì. Andiamo a vedere subito i primi del Sorrento. Dovremmo avere dei problemi appunto sul lato offensivo sinistro della squadra sì. avversaria, cioè il lato difensivo destro sì, del Sorrento. Ha parlato il collega, ci ha parlato di Todisco e ci ha parlato di Somma. Sono 2 giocatori che Todisco rivelazione del campionato dal punto di vista offensivo, dal punto di vista difensivo qualcosina in meno, soprattutto sul il duello difensivo e le marcature. Vediamo come soffre spesso sul lato destro, diciamo, del campo, andando spesso anche in situazioni di 3 o addirittura 4 contro 1 che non vengono ben coperte e non vengono, diciamo, non c'è poi il contrasto decisivo, la marcatura corretta, e da quella zona hanno subito gol sia con l'Avellino al 6° minuto, 7° minuto, su una situazione di 2 contro 1 che non è stata ben letta, non c'è uno scivolamento difensivo corretto e poi la sfortuna ha voluto del gol dell'Avellino, ma soprattutto con la Cavese in 2 situazioni si sono trovati anche qui in una situazione di superiorità numerica, quindi una densità in maglia
maglia nero-rossa, dove si perde un duello difensivo e la Cavese si rende molto pericolosa. La prima sull'1-0, sempre a inizio partita, la seconda che invece porterà il gol del 2-1 della Cavese su giocata individuale della mezzala. E questo l'abbiamo visto appunto con le difficoltà da quel lato particolare. Che potrebbe essere qualcosa che il Catania può sfruttare, perché come vedremo poi i dettagli, vedremo Stoppa è un giocatore che ama molto allargarsi sulla parte sinistra, ruota molto con l'esterno, che può essere Lunetta o come è stata la scorsa settimana, o Anastasio. Chiunque sta lì, diciamo, si può creare un 2 contro 1 interessante, e da lì che secondo me possono nascere delle azioni interessanti per la squadra atenea. Angoli e situazioni da palla inattiva, perché anche il Catania sta migliorando sotto questo punto di vista. Loro qualcosa lasciano, no? Soprattutto sul secondo palo, da quello che ho capito. Subiscono tanto. Allora, loro hanno un tipo di marcatura diversa rispetto a quella del Catania. Difendono una zona piena pura, un castello difensivo con 7-8 uomini addirittura a protezione del primo palo, 1-2 a protezione del secondo, quindi praticamente tutti gli uomini sono dentro l'area di rigore, ne lasciano solamente uno molto alto, però anche qui tanti uomini che guardano la palla e che proteggono il primo palo, scopertissimo la zona del secondo, dove si crea spesso, visto che comunque con gli analisi video si lavora ormai in tutte le categorie, si crea sempre un 3 contro 2, un 2 contro 2 pericoloso, e hanno subito gol con la Cavese. E qui addirittura è uno schema interessante quello del Giuliano, che porta al tiro, ma anche qui si poteva fare una scelta diversa, perché sul secondo palo, se metti la palla sul secondo, ti ritrovi con 3 giocatori liberi. Fanno molte squadre, perché sul secondo palo si prevede che il portiere abbia più dei giocatori, abbia le mani, le braccia, e quindi là è zona del portiere. Però quindi molti vanno a caccia al primo palo della palla e lasciano un po' scoperto il secondo palo, dove dà una mano. No, sono 2 uomini. Là c'è il portiere, il secondo palo che lo copre lui, certo è molto larga, non esce. Del Sorbo non è un portiere che ha un'ottima caratteristica di uscita, e soprattutto la cosa che mi piace analizzare è il fatto che comunque il portiere si è ingabbiato dall'uomo del secondo palo, quindi non ha una grande facilità nel muoversi all'interno dell'area piccola. Andiamo a vedere un po' le grafiche, le statistiche. Vi dicevo in precedenza il confronto fra Catania e Sorrento, lo andiamo a leggere appunto a queste statistiche, che lascio commentare sempre a Ermanno. Sono squadre diverse sicuramente, soprattutto voglio farvi concentrare sui dribbling, gli 1 contro 1 tentati, no? Sì, per caratteristiche, anche per secondo me anche molta tranquillità e diminuzione di pressione psicologica dal punto di vista caratteriale e mentale, e come approccio alla partita i terminali offensivi del Sorrento, Bolsius su tutti, ricercano molto e in maniera costante quello che è l'1 contro 1, infatti sono primi in classifica in tutti e 3 i gironi di Serie C. Altra differenza sta nella percentuale di tiri in porta, perché il Sorrento calcia tanto e lo fa meglio rispetto al Catania, e lo fa meglio perché c'entra di più la porta rispetto al Catania, che calcia in porta solamente per il 32%, quindi un tiro su 3 del Catania raggiunge lo specchio. L'Atalanta Under 23, che è la migliore, ha il 45% di tiri in porta. Questo quindi, è un dato che riassume bene un po' tutto quello che vi abbiamo fatto vedere. Andiamo invece sulla fase d'attacco del Sorrento, perché a parte Bolsius e Musso, su cui ci torneremo fra poco, c'è questa giocata veloce fra le linee da un lato, ma soprattutto questo dentro-fuori, no? per liberare il tiro. Da fuori a dentro, sì, anche perché giocando col 4-3-1-2 o anche con un 4-3-3, le mezzali o il play, che in questo caso è De Francesco, viene molto richiamato e molto stimolato per l'imbucata, per la ricerca centrale, per poi il tiro in porta. Lo fanno spesso, questa qua è una giocata codificata, questa giocata da fuori a dentro con lo scarico del giocatore che riceve sullo spazio libero, e poi il tiro in porta che porta all'1-0 del Sorrento. Ecco il discorso dei tiri da fuori, dell'importanza dei tiri da fuori. Qui invece adesso vedremo 2 giocate di De Francesco, palla dentro, e qui sempre la palla dall'esterno viene portata dentro, De Francesco che imbuca, anche qui con Bolsius che prima cerca l'1 contro 1, poi ricerca centrale, e De Francesco che non ci pensa tanto sul controllo. Purtroppo lo sa anche il Catania, l'anno scorso è stato uno dei giocatori che ha punito il Catania nella partita. Il Massimino? Giovanni? No? Sì? Sì. Sì, ha segnato lui. Ha segnato lui. Avevo il dubbio di aver essendo un player, uno che calcia tanto, che
partecipa molto all'azione offensiva, abbiamo visto prima i dati sui gol, 8 gol una stagione, l'altra 6, esatto, quindi esatto. È un giocatore che partecipa tanto alla manovra offensiva. Senti, la giocata veloce appunto fra le linee è un altro dato caratteristico sì, di lo questa ricercano squadra. col tre quarti, lo ricercano con la mezzala che si butta tra le linee e se lo possiamo vedere subito dai tagli, quella è una giocata diciamo codificata perché si creano spesso questi spazi tra la linea difensiva e la linea del centrocampo, ben occupati dall'inserimento senza palla di un giocatore del Sorrento che anche qui controlla e calcia, quindi hanno questa diciamo propensione, questo principio di ricevere palla, staccarsi dalla linea difensiva e giocare, ballare si chiama così, no? In quella fascia di campo e poi ricercare subito il tiro in porta. È una situazione, Giovanni, questa che può far male al Catania. Ricordiamo che la situazione difensiva del Catania non è idilliaca in questo momento, perché Toscano ha recuperato dei giocatori importanti a centrocampo e li ha persi in difesa in questo momento. No, credo che dovesse giocare Quaini, che è uno molto attento nella maggior parte dei casi sugli anticipi. Penso che insomma queste giocate potrebbero essere disinnescate. Poi sta tutto allo stato di forma e allo stato mentale del momento, no? Perché teoricamente chiunque giochi là, poi se recupera Castellini, se gioca Quaini al centro, sicuramente si tratta di giocatori che sull'anticipo possono anche giocare. Non so se è giusto quello che sto dicendo io. Dipende dallo stato mentale, siamo sempre lì. Andiamo a vedere un po' le caratteristiche di Bolsius e di Musso. Partiamo da Bolsius. Sì. Non siamo d'accordo, nel senso non ci siamo messi d'accordo con il giornalista del mattino che c'era prima, però ha ricordato appunto questi giocatori di qualità. Ermanno ha fatto proprio 2 tagli relativi a loro. Il giocatore di qualità non c'è bisogno di mettersi d'accordo, si vede subito alla 10 non si dà a caso. Non si dà a caso, esatto. E qui vediamo una situazione contro il Messina dove Bolsius si fa trovare bene anche qui tra le linee e poi ha la possibilità di darla a Musso che è meglio posizionato, ma diciamo quell'egoismo da attaccante lo porta spesso a calciare in porta e a cercare anche l'1 contro 1 nello spazio stretto. Qui lo fa ancora benissimo contro la Cavese, poi tiro sporco, deviato e fa il gol, quindi anche questo è da sottolineare. Gioca largo, gioca dentro, è un giocatore molto alla stoppa, dinamico, non ha un ruolo fisso, quindi da attenzionare che Toscano sicuramente metterà ed è un giocatore che appunto ha anche quell'egoismo che appunto come sottolineavi tu. Musso invece è bravo a correre, da quello che ho capito, a farsi trovare pronto sui lanci lunghi. Musso che sicuramente sentirà molto la partita essendo ex Trapani, anche lui siciliano, classe anche lui 99, quindi molto giovane. È un giocatore che invece sa attaccare molto bene la profondità, quindi su questi lanci, su queste palle dietro la linea attacca molto, molto bene la profondità. Negli ultimi, non vorrei qui adesso lanciare diciamo una gufata, però nelle ultime prestazioni è stato un po' che registrano poi dopo è stato un po' diciamo in qualche modo un po' poco cinico, però è un giocatore che sa attaccare bene la profondità, che sente la porta, che vede la porta molto bene, e qui il gol col Giuliano, il 3-0 lo fa proprio su questo attacco su palla lunga, quindi su palla li facciamo vedere apposta per esorcizzare, diciamo, sotto questo punto di vista. Vado da Anna per avere qualche messaggio da casa, immagino anche sotto l'aspetto tecnico della partita, Anna. Alcune domande per i nostri ospiti e ci chiedono: domenica potremmo contare nuovamente su Inglese dall'inizio? O gioca lui in avanti o siamo fregati? E ancora, gli infortuni finora hanno sicuramente limitato il potenziale della rosa del Catania. Spero che i nuovi innesti contribuiscano a migliorare la solidità della squadra. Ancora un'altra domanda. Ciao, buon pomeriggio. Brutta sconfitta quella con il Potenza. Perché non si riescono a fare risultati soprattutto in casa? Per voi, da cosa è causato tutto ciò? Allora, fra poco, per rispondere, perché noi l'abbiamo preparata adesso in 4 secondi, no, sto scherzando, abbiamo una scheda che proprio fra il raffronto fra il rendimento interno e quello esterno del Catania. Eccola qua, hai visto, la nostra regia ci anticipa, ma siete stati bravissimi alla regia, visto come hanno messo subito, dalla domanda quanto è passato? 4 secondi, a parte gli scherzi, l'avevamo già preparata. E vabbè, io guardo solo la media gol, 0,67 contro 2,2, già fa tutta la differenza di questo mondo. Solo 7 gol fatti in casa per il Catania in questo campionato. Sì,
diciamo che il Catania che non è, che ricordo le stagioni in Serie A, era un fortino di ferro, il Massimino, dove era difficile per tutti, anche per i blasoni, fare punti, Catania che era molto cinico lì davanti. Questo cinismo è stato un po' perso diciamo, per strada. Il dato che sì, i gol è vero, però comunque i tiri, come i tiri nello specchio, addirittura sono maggiori in casa rispetto in trasferta. E il livello di pericolosità, non l'ho inserito, ma il livello di pericolosità è più alto in casa che in trasferta. Quindi teoricamente sulla base degli XG dovresti fare più gol in casa che in trasferta, invece poi è il contrario. Quindi questo è anche un po', può essere semplicemente anche un po' di episodi, un po' di sfortuna sicuramente, però ci sarà forse anche qualcosa che riguarda la pressione, qualcosa che riguarda anche un po'... Giovanni, ne ha parlato Toscano, proprio prima della conferenza stampa e l'ultima partita con il Potenza, dicendo delle responsabilità, no? La pressione la farei subito fuori, perché veramente... non è possibile. Ma se giochi davanti a un pubblico del genere, prima che entri, ti inginocchi, dici grazie, perché una platea così magari in tutta la tua vita non la vedrai mai più. Non puoi fare il calciatore se vai a confrontarti, sai reggere questa se fai reggere comunque. Poi c'è stata la sfortuna, c'è stata la grande imprecisione di alcuni calciatori, è inutile che andiamo a rivangare Latina, Messina, tanto ne abbiamo parlato, e c'è anche il fatto che le squadre comunque si chiudono, al Massimino si chiudono e ripartono, hai delle difficoltà. Poi è vero che tiri anche molto, ma bisogna vedere come, da dove, se sono delle traiettorie che tiri tanto per, o sono delle azioni costruite, insomma in casa fai molta fatica quando una squadra si chiude, secondo me. Poi Lucio, è questo Lucio il tema dominante, il fatto che gli altri si chiudono. Però l'aspetto mentale è da calcolare in un altro verso, cioè dire che insieme alla partita col Sorrento le due squadre avranno un approccio mentale diverso. Sorrento viene qua, una squadra di metà classifica, composta da giovani, senza particolari patemi, Catania non può più sbagliare. E quando una squadra non può sbagliare, anche il gol facile poi diventa difficile. E quindi una partita secondo me molto difficile, anche perché poi ho visto anche come si muovono dalla tre quarti in avanti e il fatto che affrontino senza problemi l'uno contro uno con un passo abbastanza importante sugli esterni, e poi gli attaccanti che vengono in mezzo e si staccano dalla linea difensiva e si mettono tra le linee, là si creano problemi. Ma ripeto, a tutta questa questione tecnica c'è l'aspetto mentale, che si fanno affrontare due squadre con dei problemi diversi, anzi il Catania ha dei problemi. Il Sorrento in effetti metà classifica sono là, e poi sai i giovani, che sono molti giovani, tu mi confermi, questa squadra vanno a fare, anzi vedono quel pubblico, si caricano tranquilli, non hanno nulla da perdere, quindi sono due aspetti mentali da valutare, sicuramente non a favore del Catania. A proposito di Catania, Ermanno, torno da te, andiamo ad analizzare un po' quello che è successo nell'ultima partita per capire quali differenze ci sono state rispetto anche alle precedenti e quali errori ci sono stati. Partiamo da una situazione legata appunto alla fase di non possesso dei rossoazzurri. Sì, iniziamo sempre con la fase di non possesso. Sul taglio possiamo vedere come l'inserimento della mezzala non sia benissimo coperto dalla difesa del Catania. Qui c'è un ritardo sullo scivolamento difensivo. La cosa che diciamo in qualche modo dà fastidio è vedere Gherardi che non prova, anche addirittura poi quando il giocatore entra dentro l'area, non prova neanche ad accorciare. Lo insegue Sturaro, se lui sbaglia è anche perché Sturaro gli sta lì. Sturaro sta lì, Sturaro parte in ritardo, però anche lì poi ti giochi... Il centrale. Sì, errore grave del centrale, ma lì è un errore, diciamo, secondo me anche di reparto, ci deve essere uno scivolamento collettivo. Io ho messo i pallini azzurri, sono la posizione teoricamente ideale dove si dovrebbe trovare Quaini nel caso del centrale e Gherardi nel caso del braccetto, in questo caso a destra. Quindi qui un piccolo errore sullo scivolamento. Situazione simile è successa anche nel secondo tempo con Schimmenti, mi sembra era protagonista per quanto riguarda il Sorrento. Andiamo a vedere proprio il secondo taglio per l'analisi tattica del Catania. Sì, qui sempre un altro inserimento dietro, da dietro, e anche qui
c'è un ritardo dello scivolamento. Quaini che non legge l'inserimento, anche perché doveva essere seguito dal centrocampista Gimenez, che però lascia completamente e non comunica con i compagni. Quaini che si trova ovviamente in difficoltà, poi lo scivolamento lo fa, però ovviamente lo fa con ritardo, e Catania che rischia anche in questa situazione. Ancora primo tempo, non secondo. Sì. Invece poi l'analisi invece dei gol subiti, sì, perché lì siamo veramente nel secondo, quando il Catania aveva cominciato bene e poi si è ritrovato sotto, prima 1-0 e poi 2-0. Il primo gol. Il primo gol non voglio analizzare poi l'errore del portiere, l'errore che è abbastanza evidente, però anche mi piace analizzare come Quaini, che fa l'errore in costruzione, non sia minimamente aiutato dai compagni in appoggio. Cioè la giocata che fa è errata, perché lì la può mettere laterale, la può mettere sopra e sicuramente levare il pericolo da vicino alla porta, però anche qui è una giocata impossibile da fare, cioè, impossibile, però sui principi che vediamo anche in altre categorie, anche lì De Rose poteva venire leggermente in diagonale. Cioè tu dici De Rose una palla in mezzo, una palla, tu qua su Quacciotano mette una palla là in mezzo, è un assist. Cioè tu dici comunque no, non dovevi fare la scelta è totalmente errata, la scelta è totalmente errata. Quando lo presta cerchi l'attaccante, infatti pure la butti l'errore è gravissimo, però ho voluto in qualche modo analizzare quello che poteva essere un'altra. Non riesco a non concentrarmi sulla conclusione di Felipe, che onestamente era però sono un errore madornale su da questo prendere. Sì, assolutamente, lo so, però come diceva anche Giovanni, gettare la croce addosso in questo momento ancora al portiere, ha fatto bene anche Armando. Ma c'è l'errore di Quaini che è tanto grave, ancora di più. Andiamo a vedere invece il secondo, perché c'è qualcuno un po' troppo libero, no? In quell'occasione, forse non è nemmeno Caturano. Sì, no, non è Caturano. Il discorso che mi piace analizzare, anche qui c'è l'errore di Adamonis sull'uscita, sì, ma l'errore parte, mi è piaciuto analizzare il disinteresse nella marcatura sia da parte di Inglese sia da parte di De Rose, che lasciano completamente l'uomo e si va a creare un 3 contro 2 nell'area piccola. Si sa, l'area piccola è del portiere, quella palla doveva essere letta in un altro modo, soprattutto visto il movimento del giocatore sul secondo palo, quindi c'è errore anche del difensore, dell'ultimo difensore che doveva coprire il secondo, però lì De Rose e Inglese disinteressati completamente, non seguono minimamente l'uomo, e poi sulla sponda, sulla torre in mezzo ci trova in mezzo ai due. Caturano in mezzo ai due. Tra l'altro sembrava Schillaci nel gol di Italia. Due difensori in più c'erano. Sì. Cioè, erano in superiorità numerica addirittura, non li hanno marcati assolutamente. Anche perché era un calcio di punizione, per cui la difesa era piazzata, poi è arrivata la sponda e il gol di Caturano. Io torno da Anna per alcune domande e poi chiudiamo l'analisi tattica sul Catania. Ancora domande e ci scrivono: io insisto ancora sul settore sanitario, continuano gli infortuni e nessuno muove foglia, una strage che parte già dalla stagione in Serie D e prosegue sanguinosamente anche in queste stagioni in C. Chi vigila su questo? Altra domanda: ma perché la società ha preso in fretta e furia un portiere svincolato che comunque sarà disponibile dal 2 gennaio e non ha pianificato l'acquisto? Allora, il mercato è chiuso. Hai un giocatore infortunato che si opera. Allora, è chiaro che se un portiere oggi cos'è, il 20 dicembre? 20 dicembre, lo dovevi prendere prima del 13 per riuscire, perché lui si è svincolato durante il mercato estivo, dunque durante questa stagione si è svincolato dalla squadra precedente. Se oggi chi è che oggi è fermo al 18 dicembre è chiaro che non puoi prendere una prima scelta, puoi prendere un giocatore che può servire alla causa. Probabilmente non farà il titolare perché ci vorrà un altro portiere, probabilmente invece quando giocherà diventerà, visto che non gioca da un po' di tempo, accennavano secondo me alla scelta del giocatore, che però è disponibile comunque da gennaio. Stiamo tentando di spiegare a livello di regolamento che è così e che si è provato ad arrivarci in tempo. I giorni eravamo al limite, insomma, fra l'infortunio di Beters e l'arrivo dell'altro portiere che non sarà disponibile domani. Lo acquisti perché Beters viene operato, perché poi non era in prospettiva inizialmente comprare un portiere. Domenica ci vorrebbe un'ulteriore prova di maturità da parte del pubblico di non beccare questo ragazzo che va in porta. Dico già, il pubblico di Catania ha dimostrato più di una volta di essere maturo, però domenica io ho penso ci osservato attentamente il comportamento, ma non solo delle curve, ma anche di tutti gli altri settori.
Questo è uno stadio che oggi dovrebbe registrare 3.000 persone, invece ce ne vanno fin qui 15.000, anche se c'è una lieve flessione, però hanno sempre incoraggiato la squadra fino a quando poi non gliela tiri con le unghie, perché se poi prendi il 2-0 in quel modo è chiaro che ti fischiano. Però tutto il campionato, tutto il corso della partita c'è stato solo incoraggiamento. Io credo che sarà così anche domenica con Sorrento, per questo ragazzo che sicuramente non sarà mentalmente tutte al le colpe 100%. del mondo, tutte le colpe del mondo, però se poi devi giocare, ma che fai? Lo fischi appena entra in campo, diventa darsi delle pugnalate prima ancora di giocare, no? Andiamo a chiudere l'analisi tattica del Catania con la fase invece diciamo di possesso oppure sulla palla inattiva, perché poi ti lasciamo, Giovanni. Sì. Lo so che stai guardando l'ora perché devi andare a riempire insieme ai colleghi della redazione sportiva del quotidiano La Sicilia le pagine. Ermanno, ogni partita ormai arriva l'occasione, insomma sul calcio piazzato il Catania ha migliorato, rispetto a prima. Si sta iniziando a rendere pericoloso e mi piace analizzare proprio lo schema del Catania su calcio piazzato laterale. Vediamo come 3 giocatori partono in fuorigioco, si buttano dentro lo spazio e quindi non vengono visualizzati dalla difesa, che è una difesa piazzata a zona, e quindi ostacolano in qualche modo la corsa all'indietro della difesa e quindi la possibilità del giocatore che invece non parte in fuorigioco, che in questo caso è Anastasio, che parte da dietro e che si imbuca molto bene nello spazio e va ad attaccare questa palla sul secondo palo. Anche lì si poteva fare qualcosina di più, però è uno schema che si potrebbe stava dando i frutti, e chissà come ovviamente con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Se questo pallone fosse entrato magari avremmo raccontato una partita diversa, chissà. Andiamo a vedere invece l'interscambio di posizione. Questa è una caratteristica importante del calcio moderno, che magari non sempre è facile vedere in Serie C, ma che il Catania propone in taluni casi trequartista con esterno. Il discorso di gioco posizionale di Iori tempo fa. Esatto. Sì, è diciamo una rotazione, un interscambio che fa solitamente Stoppa nella parte sinistra. Vediamo come Stoppa da centrale, in zona centrale, va a giocare largo, mentre Lunetta in questo caso viene a giocare dentro, e questo interscambio ovviamente crea pericolosità, ma soprattutto perché è abbastanza imprevedibile per la difesa muoversi o comunque seguire, se soprattutto marcano a uomo, seguire la marcatura, e si creano degli spazi, come qui Anastasio che da fuori viene dentro e poi attacca lo spazio in profondità, e Stoppa è molto bravo a giocare quella palla dentro. Anche qui è un'occasione del Catania che però non viene finalizzata, però è una situazione che, proprio vista le difficoltà del Sorrento, potrebbe essere una giocata da riproporre. Allora, siccome vogliamo trattenere Giovanni ancora con no, scherzo, andiamo di nuovo da Anna prima di dare la pubblicità. Basta fino alla fine. Sì, ormai qua no, invece abbiamo fatto una promessa e dopo con un quarto d'ora di ritardo lo liberiamo. Invece andiamo da Anna con qualche domanda, vediamo se ce n'è qualcuna per Giovanni e poi... Non domande, Marco, ma alcune riflessioni da parte dei nostri telespettatori, e ci scrivono: da molti anni cambiamo giocatori e allenatori d'ogni sorta, ma non riusciamo a venirne fuori da questa serie. Speriamo che quest'anno finalmente si vada in Serie B. Enzo da Priolo Gargallo. E ancora: è inutile girarci attorno, se schiera da Monis titolare domenica partiamo in svantaggio di un gol. È impresentabile anche per la piazza stessa. E ancora: buonasera, i catanesi dovrebbero essere felici che hanno trovato un presidente come Pelligra disposto a portare avanti il calcio a Catania. Si ricorda che il calcio non è una scienza matematica, quindi tempo al tempo. E questo lo scrive Giovanni. No, io? Non tu hai parlato prima di questo. Vabbè, Adamonis abbiamo già detto, l'abbiamo detto in tutte le salse, sarebbe il caso domani, appunto, ma i tifosi del Catania lo sanno, di incoraggiare il portiere. Per quanto riguarda Pelligra, vabbè, abbiamo detto tanto nella prima mezz'ora di questa trasmissione. Ma io mi auguro che parli pure, se ha qualcosa da dimostrare o da qualche novità da darci, che parli, altrimenti è inutile che gli chiediamo ma com'è la situazione. No, ma vedrete che la teoria ormai l'abbiamo superata, magari la gente si aspetta un po' di pratica. Pelligra alla fine i soldi li ha usciti. Sì. Il problema è chi li ha investiti e come. E come sono stati investiti, assolutamente sì.
Noi ci fermiamo, ma prima di fermarci salutiamo Giovanni Finocchiaro, Grazie. visto ho mantenuto la promessa quasi, Grazie. diciamo, ce l'ho quasi fatta, abbiamo iniziato con un po' di ritardo. Grazie Giovanni, ci rivediamo alla prossima e buona partita, insomma, buon lavoro. Spero di non giocare in porta perché sì, meglio Adamonis che su questo, va bene, su questo non ci sono dubbi. Per l'invito. Grazie Giovanni, ancora noi ci fermiamo e ci ritroviamo fra poco per parlare sia del Messina che del Trapani. A fra poco. Eccoci di nuovo in diretta, terza parte della nostra preview. Stiamo andando talmente di corsa che dimentico la formulazione della trasmissione. Terza parte della nostra trasmissione con lo spazio dedicato al Messina, e per questo ci colleghiamo con Francesco Triolo. Ciao Ciccio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Allora, senti, situazione particolare, lo diciamo ormai praticamente tutte le volte, no? Quella societaria. C'è anche una convocazione da parte del sindaco per la dirigenza attuale, per capire un po' che cosa sta succedendo. Riusciranno a capirlo? Ce la faranno secondo te? Bella domanda, nel senso che è la seconda convocazione che Esatto. il sindaco e il presidente del Consiglio Comunale inoltrano a Sciotto. Tra l'altro la cosa su cui mi fa riflettere è che il fratello del presidente è un deputato dello stesso partito del sindaco di Messina, quindi dico, che ci debba essere una convocazione ad hoc fa un po' strano. Comunque la prima volta è andata deserta, ma è chiaro che la seconda volta è nata dalle preoccupazioni che ci sono in questo momento in città, perché della trattativa con quella società lussemburghese AD Invest non se ne sa più nulla. Le voci che sono circolate è stato quello di un impegno in società, ma non nell'acquisizione, di Immacolato Bonina, lo ricordi, ex presidente di Ligea Virtus, che potrebbe affiancare Sciotto a livello economico per un contributo minimo e poi dal punto di vista tecnico per dargli una mano. Però il Messina in questo momento è una società senza direttore sportivo, dovrebbe essere Angelo Costa che il 22 dovrebbe ottenere il tesserino da direttore sportivo, ma anche senza direttore generale, con un allenatore che ormai dovrebbe rimanere Giacomo Modica, ma negli ultimi giorni si è pensato che potesse arrivare una sorta di licenziamento pilotato che gli avrebbe consentito poi di allenare in un'altra società. Solo che così si è chiusa quella porta che poteva aprirsi a Trapani con l'arrivo di Capuano, quindi anche Modica un po' ha dovuto rivedere secondo me i suoi piani. In tutto questo il Messina affronta una trasferta delicata come squadra, va a Potenza dopo la sconfitta di Biella contro la Juventus Next Gen, che sostanzialmente ha relegato i giallorossi al terzultimo posto in classifica perché sono stati scavalcati anche dai bianconeri. Stiamo vedendo le immagini della partita e quindi è un momento particolarmente delicato alla vigilia. Noi parliamo di sosta natalizia, ma soprattutto dell'inizio del calciomercato che bisogna capire chi dovrà gestire. Senti, che squadra metterà in campo Modica per questa partita così importante appunto con il Potenza? In questo momento l'unica soluzione è quella della continuità, con un 3-5-2 che dovrebbe ricalcare quello della settimana scorsa, magari come questo magari visto in grafica. Drungaro potrebbe giocare accanto ad Anatriello e Pericillo esterno, ma questa è una soluzione anche in corsa, magari giocando. Questi sono nomi che ti possono consentire di cambiare in corsa dal 4-3-3 al 3-5-2, quindi da questo punto di vista è molto malleabile. Dipende come si metterà la partita. Voi il Potenza l'avete visto già, abbiamo visto contro il Catania, è una squadra che quando riparte rischia di farti male su.
quindi bisogna capire anche che tipo di partita si imposterà sin dall'inizio, se il contenitivo e poi cercare di attaccare piuttosto che magari cercare di trovare il blitz subito e vedere. Si gioca alle 12:30, anche questo orario per noi della Serie C forse inusuale, però lunch match appunto per Potenza Messina. Grazie Ciccio, alla prossima, ciao, buon pomeriggio. A voi. Allora, io invece vado da Franco Cammarasana a Trapani. Franco, per parlare nuovamente, poi ti chiedo della formazione, ma intanto situazione, ciao, buon pomeriggio a te, situazione dopo praticamente una settimana in cui sono arrivati dei bei successi, no? Con Capuano, soprattutto il passaggio del turno in Coppa Italia, in una Coppa Italia dove gli avversari non è che sono granché. Fra un po' vedremo anche il gol di Lescano con cui il Trapani ha vinto ad Arezzo. Sì, sono un bel risultato, la società ci teneva, non è stata una partita facile, fra l'altro Capuano, ex allenatore dell'Arezzo, lo sarà questa situazione, lo vedremo lunedì sera, perché praticamente arriva al provinciale del Trapani, dove Capuano è stato per un mese già quest'anno, e ripeto, avete visto il gol di Lescano, adesso è arrivato a quota 16 e ancora siamo soltanto a dicembre, e lui praticamente ogni volta che c'è questo giocatore, molto per bravura, un pochino per fortuna forse, già 16 gol in questa stagione, ripeto, è prezioso il risultato perché consente al Trapani di disputare la semifinale. L'avversaria la sapremo fra qualche minuto, perché fra poco ci sarà un sorteggio in Lega Pro, io penso tra una mezz'oretta si dovrebbe sapere, una delle avversarie tra Rimini, Gian Erminio e Caldiero Terme. Intanto la squadra si sta preparando alla partita di lunedì. Ecco, andiamo l'ultima Franco. partita di tutti e tre i gironi di serie C che si gioca di lunedì. Esattamente. Andiamo Franco, che è proprio quasi vigilia di Natale per il Trapani. Andiamo a vedere un po' quella che può essere la probabile della partita di lunedì. Ancora mancano tanti giorni, però possiamo abbozzare un po' per quello che abbiamo visto di Capuano. Lui ha fatto un pochino il turnover lì ad Arezzo, ma non tanto. Io penso che tornerà su per giù allo stesso modulo che ha adottato nell'ultima partita interna, una sorta di 3-4-2-1 che in certi frangenti si modifica in 4-3-3, con Secoli tra i pali, Celiento, Malomo e Silvestri in difesa, Ciotti, Carici oppure Crimi, Carriero e Benedetti a centrocampo, poi alle spalle di Lescano, Canotè e Bifulco, a meno che non giochi con due punte di ruolo, e quindi assieme a Lescano vedremo in campo anche Fall. Ripeto, ci potrebbe essere qualche altra novità, ma io credo su per giù per sommi capi dovrebbe essere questo, insomma, ecco. Grazie Franco, buon pomeriggio. Altrettanto a voi. Grazie Ciao. ancora a Franco Cammarasana, noi ci fermiamo, ultimo spazio per la pubblicità e poi le ultime con le probabili formazioni del Massimino per domenica, e parleremo anche di calcio a 5, a fra poco.